Stefania Busatta, vice sindaco di Spinea e consigliere provinciale a Venezia. Ci ha dato tra l'altro una grossa mano e proprio stamattina mi è arrivata l'adesione di Mira, di Mirano, di Noale, di tanti comuni importanti della provincia di Venezia che sono tutti con Laura. Allora, buonasera a tutti. Io sarò assolutamente breve perché io credo che tutte le testimonianze che oggi verranno qui portate, anche le testimonianze di coloro che non parleranno, ma solo con la loro presenza sono qui oggi, siano fondamentali. Io devo dire una cosa, faccio la premessa che volevo dire alla fine e lo dico all'inizio. Io Laura Puppato non la conoscevo personalmente, ma conoscevo attentamente il suo operato. Me lo sono studiato, ho studiato molte cose di questo comune, di questa amministrazione. Ho studiato come questo comune veniva portato fuori dalla provincia di Treviso, fuori dalla regione Veneto. E me lo sono studiato attentamente. Dopodiché l'ho conosciuta e quindi è stata una bella conferma. Temevo molto il confronto tra leggere l'operato e conoscere la persona. Può accadere di rimanere delusi. Quindi questo non è avvenuto e per me è stata una grande conferma. Io credo, io sono iscritta al PD e sono fermamente convinta delle potenzialità del Partito Democratico come grande forza del centro-sinistra. Credo assolutamente che in questo momento per avere una valida alternativa serva necessariamente un'ampia coalizione. Però io sono convinta di una cosa: non è solo l'ampia coalizione da una parte che ci dà autorevolezza e credibilità al candidato. Noi non possiamo avere un'ampia coalizione e avere un candidato scadente. Non c'è comunicazione tra le due cose. L'altro giorno un iscritto ha mandato una lettera con la quale scriveva: ma alla fine, questa lettera è stata mandata alla segreteria regionale, ma alla fine con quale faccia tosta ci venite a chiedere di fare la campagna elettorale? La campagna elettorale sul territorio non la fanno i vertici, la fa la base, la facciamo noi. E io credo sia su questo che dobbiamo ragionare. Personalmente io dico sempre: non ho nulla da perdere, invece non è vero. Tutti noi abbiamo qualcosa da perdere. Io credo che temi come l'ambiente, come il lavoro, come la scuola, non possiamo lasciarli in mano alla demagogia della Lega, perché quella è pura demagogia. Non c'è un programma, è fumo. Conosco bene l'attività della Lega, è fumo. Ma noi dall'altra parte che cos'è che progettiamo? Allora io, dopo che ho sentito Laura anche oggi, dico: c'è un programma. E mi sorprende che non ci sia un programma altrove del Partito Democratico e del centro-sinistra. Ci sono forse già delle alleanze consolidate, degli accordi fatti in questi giorni? Io vorrei, anzi voglio, che la rappresentante di questa coalizione sia Laura Puppato, semplicemente perché parla in modo pratico, oggettivo, perché ha costruito e può costruire per la regione. Io credo che, qui dico un'altra cosa che forse non dovrei dire. Io penso che il Partito Democratico, parlo del Partito Democratico perché appunto ci credo, io credo che il Partito Democratico dovrebbe essere un pochino più egoista, un pochino più furbo e un pochino più opportunista. Abbiamo in casa la miglior candidata da spendere contro il candidato leghista e non ne approfittiamo. Io sono colpita da questo. Io chiudo ringraziando Laura per il servizio, per essersi messa proprio a servizio di tutti noi e spero della Regione Veneto, lo dico con un po' di egoismo. La ringrazio per essersi messa in gioco, di essere stata spinta in questo percorso. La ringrazio perché so che non è semplice, perché so che gli attacchi saranno tanti, sono stati tanti e lo saranno, però noi ci crediamo, quindi io chiedo veramente con forza ad ognuno di noi di farsi portatore di questo sentire, perché in realtà siamo tante piccole gocce, ma che se rimaniamo disperse sul territorio non servono. Quindi ringrazio chi ha promosso il comitato, ha promosso la raccolta di queste firme attraverso la petizione online. È stato fatto un gran lavoro anche il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, dove Deborah che mi ha telefonato. Quindi
Pensiamoci, ci sono persone che hanno lavorato duramente. Quindi ringrazio tutti e invito tutti non a fare un passo indietro, ma a fare un passo in avanti. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie.